Buonasera carissimi, amici e anche clienti naturalmente. Voglio fare una serie di video in questi momenti in cui dobbiamo stare a casa, per cercare di sviluppare alcuni concetti, alcune domande che voi mi state facendo telefonicamente. Anche sabato pomeriggio ho ricevuto la chiamata di un carissimo cliente che mi diceva e mi chiedeva che cosa pensavo del mercato immobiliare che si svilupperà adesso dopo questa pandemia che speriamo naturalmente termini il più presto possibile. Vorrei parlare di numeri, naturalmente, e vorrei anche pensare a quel famoso concetto della casa come bene rifugio che ormai sentiamo da quando eravamo piccoli bambini, che i nostri genitori naturalmente dicevano quale salvadanaio per anche dei risparmi, quindi per gli investimenti. Oggi gli investimenti sul mercato della borsa risultano veramente molto contratti, grandi perdite dovute a questa situazione di pandemia che i mercati non hanno previsto, anche a causa della struttura economica sociale che stiamo vivendo naturalmente in questo periodo. Oggi le borse hanno perso una media del 30% solamente da un mese a questa parte. Stiamo parlando di numeri di miliardi bruciati. Pensiamo che nell'arco di un anno la borsa americana nel 2007-2008 aveva perso il 50%, dovuta appunto alla crisi bancaria e poi conseguente crisi immobiliare. Oggi quindi questo scambio di titoli, azioni, obbligazioni diventa veramente un qualcosa che non dà più sicurezze. L'unica sicurezza che forse si ha in questo momento nel mercato della borsa è quello di avere la liquidità immediata di un investimento fatto, dove oggi posso comprare un titolo, un'azione, domani la posso rivendere e posso recuperare delle liquidità in ogni caso, ma il 30% oggi di perdite vuol dire fare degli investimenti che non hanno in realtà ragione di esistere. Allora dove canalizzare i flussi economici che alcuni di noi possono avere dai più piccoli ai più grandi investitori? Sicuramente nella casa o nell'immobile, dove quel famoso bene rifugio oggi ritorna a essere ancora più attuale, perché oltre ad essere il rifugio che abbiamo noi in questi giorni, attraverso queste misure di contenimento ci obbligano naturalmente a stare a casa, oggi può essere considerata la casa e l'immobile naturalmente veramente un bene rifugio anche per delle nuove liquidità che possono essere spostati dagli investimenti, dalle azioni, che anche anche noi come piccoli risparmiatori possiamo e abbiamo fatto magari fino a oggi, a ieri. Oggi invece c'è, secondo me, una importante, non dico grande, ma importante opportunità dovuta a questa crisi di poter gestire dei nuovi flussi economici sugli immobili. E quindi vediamo che cosa sta facendo anche il governo italiano con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri datato 11 marzo. Esattamente vediamo un paio di punti che riguardano solo e esclusivamente il mercato immobiliare. Quali sono le misure che appunto il governo italiano sta mettendo in campo? Rifacciamoci al DPCM dell'11 marzo, cioè il decreto insomma, del Presidente del Consiglio dei Ministri, che prevede alcune manovre a sostegno del campo immobiliare. In primis, la cosa più importante è la sospensione sicuramente delle rate da qui a 18 mesi dei mutui bancari finalizzati a quelle persone che hanno naturalmente avuto un danno e un deficit anche a livello economico in funzione della chiusura e della restrizione sui provvedimenti che sono stati emanati. Addirittura fa riferimento il decreto legge 18/2020, cosiddetto Cura Italia, a un fondo di solidarietà che
fa capo al 2007, a una legge, la 244 del 2007. Quindi ritorniamo a richiamare quei periodi di crisi post naturalmente crisi bancaria americana e quindi anche immobiliare in Italia e in Europa. Dobbiamo capire una cosa però, conviene veramente bloccare queste rate o no? Lì sicuramente il consulente finanziario della propria banca o il player a cui è stato richiesto il mutuo può sicuramente darvi una risposta, perché con questo decreto diciamo presidenziale si congela una parte della rata che è formata, come sappiamo, da una quota capitale e una quota in capo agli interessi maturati della quota di un capitale che è stata presa, insomma richiesta alla banca. Quindi la quota capitale viene congelata, mentre solamente il 50% della quota in capo agli interessi viene poi assorbita dal fondo di solidarietà. Quindi cerchiamo di capire quali sono le situazioni attraverso appunto le nostre banche che ci permettono di attivare questo decreto legislativo a nostro favore. Eh, perché altrimenti rischiamo veramente poi un domani, al termine magari di questi 18 mesi, di vedere delle rate veramente altissime o dei tempi che si protraggono in maniera importante, perché sono cresciute anche le quote naturalmente di interesse dovute ai mutui bloccati e congelati in questi 18 mesi. L'altra soluzione, per esempio, che è stata prevista purtroppo in maniera secondo me limitata, è quella del credito d'imposta al 60% che possono quindi detrarre tutte quelle attività di vendita al dettaglio, quindi commercianti che stanno su dei fondi categoria C1, C2 e C3, quindi cosiddetti commerciali in ambito catastale, e possono quindi avere una detrazione del 60% in funzione del totale della locazione mensile di marzo. Attenzione, questo potrebbe venirci comodo per certi versi, ma nell'immediato vuol dire che comunque, seppur si hanno i locali chiusi e quindi mancati guadagni, bisogna sempre convertire una parte delle risorse magari accantonate per il pagamento comunque delle locazioni che si hanno a favore naturalmente dei proprietari. Ora, importante capire che bisogna strutturarsi diversamente in questa fase, perché bisogna pensare a tutte e due le categorie dei consumatori, che sono esattamente in questo caso i proprietari degli immobili, che rischiano veramente, che hanno un alto rischio di morosità, quindi dobbiamo pensare magari ad amplificare quegli strumenti che sono invece a disposizione in ambito abitativo, dove si espande il concetto della sospensione delle richieste di imposte su locazioni non pagate. Ok? Dobbiamo pensare anche che è importante riapplicare la cedolare secca anche sugli immobili commerciali, come veniva fatto l'anno scorso, quindi nel 2019, e che invece non è stata poi riconfermata dalla nuova manovra finanziaria. Questo ha permesso nel 2019 di avere un miglioramento in aumento quindi dei contratti di locazione di immobili commerciali e artigianali anche. Dobbiamo pensare anche naturalmente di istituire, secondo me, un fondo a protezione appunto anche dei proprietari, come se fosse quasi un fondo di solidarietà per loro stessi, che naturalmente non si vedono magari delle rendite, perché alcune persone vivono anche solo da queste rendite qui, e oggi potrebbero trovarsi con degli affitti che non vengono pagati, quindi non avere loro stessi delle rendite. Pensiamo quindi a tutte queste cose qua.
Pensiamo anche però a rimodulare quella legge che fa capo al 1978, che è l'unica legge che parla di locazioni commerciali. Quindi cerchiamo di renderla più flessibile, magari con nuovi strumenti legislativi, per poter renderla naturalmente più moderna ai tempi attuali, quindi ai tempi di un commercio che si è un po' evoluto rispetto a 40-41 anni fa.